Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica che barba. Oggi è il 23 di luglio, è veramente il 23 perché l'altra settimana era il 16, ma ho scritto il 15, ho sbagliato la data della presa della Bastiglia. Andiamo avanti a bagnare. È una buona domenica di caldissimo luglio 2023. E mentre prepariamo il pre-barba, oggi sarà un furbo di Marco Balocchi, mi espando un po' perché ho cambiato la posizione della Lumix G100 anche per ragioni microfoniche, che essendo installato sopra e parlando dal laterale, quando leggi i giornali non si sente niente, sembra chiuso dentro un tubo, sembra dentro il tubo dell'acceleratore di particelle di Rubbia a Ginevra, quindi un po' di più magari, non cerchiamo di andare a lesinare su questa preparazione perché è bene che il pelo affaticato dalle vostre giornate al mare deve essere preparato a dovere. E la prima domanda che mi faccio: e che ci faccio qui? Questa è la frase che Domenico Iannaccone ha usato come titolo del suo palinsesto, dove viaggia per le strade non solo di Roma a cercare di capire spesse volte cosa fa la gente della propria esistenza. Io mi domando anch'io, insomma, vedo che le visualizzazioni sono crollate, quindi evidentemente il format non è che stia suscitando grande interesse. Mi sono rimesso la maglia, ho perso 250 visualizzazioni, ma questo può essere soltanto dato dal caldo, non è un buon dato, perché il dato statistico normalmente è sempre quello che porta avanti le coscienze e la buona volontà, parlare a un pubblico sempre crescente, il quale non cresce. Saluto comunque tutti gli amici che con fedeltà, fiducia e grande affetto mi seguono sul canale, quindi saluto Alex, Alessio Herrera, Odius Oditi, Luigi Daltrici, Mirko Falà, saluto Davide, saluto Fabio, mio collega, che mi ha detto: tu insisti con queste cose, sei pervicace. Sì, evidentemente amo essere solo con me stesso, insomma, mi piacciono i soliloqui, evidentemente è un angolo che per me porta a fare con voi un ragionamento di amicizia, di scambio di opinioni. Spero che anche in spiaggia, nonostante il sole, i display sotto il sole non lavorano molto bene, però possiate ragionevolmente godere della giornata di Domenica che barba. Quindi oggi andiamo a fare una rasatura con Diver Wood and questo non l'ho trafugato dalla macchina di un olandese aprendo del bagagliaio nel parcheggio della Lidl, perché qua è pieno di stranieri. L'ho trovato nella scatola di Vincenzone Pitrelli, adoperato già diverse volte. Ciò non vuol dire che non sia un sapone che secondo me può offrire delle ottime esperienze di rasatura, essendo un rasoio molto celebre. Il pennello è il nostro Riccardo Tonarini, manico in ebano del Gabon, sempre lui, vecchia setola anni 90, che potrebbe sembrare, come dire, c'è la vecchia, sei proprio una vecchia canaglia, questa è una vecchia setola, e andiamo a montarlo. Questo è un prodotto da barberia, la barba da re. Davide me la fece con questa crema, però non mi pare in vasetto, ma forse in tubo, non ricordo. E andiamo a cercare di montare. Il pennello in tasso si presenta sempre, se troppo strizzato, anche molto asciutto. Andiamo a vedere come pesca. Nel frattempo abbiamo Radio Easy Network Padova, la vedete anche indicata sulla lavagna, una radio del Triveneto, sconquassato dalle tempeste di ghiaccio degli scorsi giorni, Campo d'Arsego, zone a me anche abbastanza note. Andiamo a bagnare il pennello, se no fatichiamo a montare, e quindi andiamo direttamente a questo punto nei chi se ne frega, perché oltre che Harry è in Africa per Netflix, il principino ai ferri corti con la signorina Meghan, girerà una serie per Netflix in Africa che lo ricoprirà di sterline, di dobloni, mentre lei lo lascerà andare da solo, perché sono passati i bei tempi in cui nel Botswana, per mano al tramonto, si dichiarava l'amore eterno. È già tutto finito con la morte della sovrana. Ecco, Riccardo non so come l'abbia presa sta cosa, ma secondo me, sinceramente non penso gliene freghi granché. In ogni caso, il secondo motivo per cui diciamo sconquassate la Lombardia, chi se ne frega, la TikToker Clio Makeup ha avuto il tetto di casa scoperchiato dalla grandine, ma chi se ne frega di queste notizie? Sono uscite su Microsoft Bing News, bloccate questi server che diffondono notizie del tutto inutili. Andiamo avanti negli highlights, mentre così teusarizziamo il tempo, che è sempre troppo poco, e poi la domenica bisognerebbe anche fare un po' di relax, insomma, quindi anche da parte mia cercherò di fare una rasatura breve, anche per rispetto del vostro tempo libero. Abbiamo Zaki felice, quindi lo studente egiziano Patrick Zaki, che ha rischiato di passare al gabbio nelle prigioni di Al-Sisi alcuni anni della sua esistenza, è stato graziato grazie alla donazione di 300 milioni, ricordiamolo, da parte del governo italiano, cioè soldi nostri, dati per liberare Patrick. Non è la prima volta che paghiamo, che la sinistra vorrebbe intestarsi la liberazione, in questo caso sarà intestata da Meloni. Meloni ha fatto
una solenne pernacchia perché ha deciso di non venire in Italia con un volo di Stato per evitare a Ciampino, dove atterrano questo genere di voli, di stringere la mano alla Presidente del Consiglio. Quindi polemica, mentre De Vergulde Ande, che sarebbe la mano di Vergulde, cosa vuol dire? Qualcuno mi spiega, qualcuno sa l'olandese? Rutte, che si è dimesso dal governo, pare che Timmermans, il vicepresidente della Commissione europea, vuole prendere il posto di Mark Rutte alla guida del governo olandese, quindi movimenti. Quindi credo che se bagniamo ancora un po' il viso possiamo già passare in elaborazione, perché mi sembra che la crema si sia abbondantemente. Io spero che il fuoco in questa posizione sia favorevole per farvi godere al meglio i miei video, soprattutto questo audio col microfono Ulanzi sistemato sopra la Lumix, e andiamo a parlare del rigassificatore che da Piombino ha piazzato 6 mesi fa, dove in un momento in cui ero anche andato in motoretta a cercare di filmarlo, sono stato bloccato dalla polizia. In ogni caso, da Piombino, dalla zona del Quagliodromo accanto al comune di Follonica, verrà spostato a Vado Ligure nel 2026, quindi avete ancora pazienza un paio d'anni, o 26 o 27, è uscito il decreto rigassificatori, quindi non rompete i coglioni per un po', state tranquilli, andiamo a bagnare, perché oggi ci raderemo. Vedete, mi sposto sempre in laterale, questa è l'antina dell'armadio, non so se dà fastidio all'immagine, potrebbe essere magari un'idea spostare leggermente l'immagine più centrale per evitarvi delle storture alla vostra vista. Questo è un farfallone, è un gilet che si apre come la cupola girando la ghiera di un osservatorio, come amo definire questo rasoio, e andiamo con il Bolzano Super Inox a preparare la rasatura di oggi. Questo è un grande classico che io adoro, voi lo sapete, e abbiamo la bustina. Andiamo ad armarlo a questo punto. Prova della cola, tanto è lì dietro la radio, forse non ci si sente, vediamo un po'. Piccolo scatto di cola? Sì, ci siamo. Là là ragazzi, qua fantastico, abbiamo fatto delle prove audio secondo me molto utili. Andiamo ad accomodare e poi ci cospargeremo la crema da barba sul viso. Andiamo a chiudere, vi faccio vedere in pulito l'esposizione di questo bell'oggetto che ho ricevuto da un amico di Trieste che mi ha venduto alcuni prodotti, e anche questo rasoio che ragionevolmente non usava più. Io lo adoro per la sua tecnica, per la sua meccanica, un rasoio ingegneristico che secondo me ha un suo perché. E andiamo a bagnare il viso e a prepararci per la nostra rasatura. Ricordiamo De Vergulde, dispongo di uno specchio in basso dove mi guardo mentre mi filmo, mentre mi rado, quindi ho due specchi, anzi due momenti di incontro del mio pennello col viso, quindi il set cinematografico, cioè questa specie di installazione anche un po' ridicola che ho realizzato nel bagno di casa, che lotta sempre con le volte alte del bagno a croce che danno un senso di rimbombo, non aiutano granché, devo dire, alla resa, ma in ogni caso dobbiamo accontentarci di quella che è la nostra situazione, ognuno ha la sua. Se anche chi non ha il bagno in casa, ci sono popolazioni dove non c'è neanche l'acqua corrente, quindi insomma io credo che a questo punto non possiamo che essere felicissimi di trovarci. Spero che Radio Easy non sia preponderante sulla mia voce, per gradita che vi possa essere. Mentre andando sempre nella highlights vado a memoria, la riga successiva riguarda il sindaco Samuele Lippi, sindaco di Cecina, secondo mandato, beccato nei boschi di Riparbella, un comune della provincia di Pisa, qui sopra, Cecina, ad acquistare cocaina di cui è consumatore. Nessun reato penale, lui non si vuol dimettere, dice che in fondo il consumo non è perseguibile, quindi anziché fare un passo indietro e lasciare il comune a persone più lucide di lui, ha pensato di fare un passo di lato, quindi di fatto non dimettendosi e lasciando i cittadini di Cecina al limite del commissariamento, e comunque con la certezza che questo sindaco abbia fatto le cose male, visto il suo poco stato di lucidità. Questa è una cosa molto grave a mio giudizio. Andiamo avanti, la terza rata del PNRR è finalmente arrivata. Io abbasso un po' il volume perché questa Radio Easy è un po' troppo easy. 18,5 miliardi di euro, 500 milioni in meno erano quelli per le scuole, che quindi non arriveranno per gli studentati, quindi cari amici preparatevi le tende canadesi, se avete dei figli da mandare a studiare nelle città o avete i soldi per pagargli l'affitto, oppure possono andare in tenda, visto che ormai il clima, come vedete, non è più invernale da nessuna parte.
le università sono quasi tutte dislocate in posizioni favorevoli nel nostro paese, che ha per fortuna un meteo, un clima favorevole ad ogni angolo, ad ogni latitudine, quindi questo è quanto. Quindi abbiamo perso per strada qualcosa. Poi c'è l'Expo di Roma 2030, ce la stanno giocando Riyadh, Arabia Saudita, che pare abbia 120 voti già pronti, mentre noi ne disponiamo soltanto di 30 o 40, quindi insomma dobbiamo ancora un po' capire se riuscirà. Il sindaco Gualtieri, che non sarà più sindaco perché nel 2030 mancano ancora 7 anni, quindi dubito che lo rileggeranno per quello che sta facendo, perché pare stia dando performance infinitamente peggiore rispetto a Virginia Raggi, che già ce ne voleva, ma noi siamo in grado di fare delle cose, noi italiani. Mentre Dever Gould, che vi faccio rivedere, chi si fosse messo in collegamento solo adesso, sta restituendo una preparazione della rasatura ottima, devo dire. Bisogna solo avere un po' di pazienza. Bene il lavoro del Tasso Omega, anni 90. Anni 90 che vengono ripresi nel mio podcast Paesi Nuovi, Border Radio, il mio canale personale, anzi la mia radio personale in cui ho parlato della città di Genova e degli omicidi di Maurizio Minghella, un serial killer che uccideva negli anni 80 le giovani prostitute affette da parafilia, male al sangue, e le uccideva nel loro periodo mestruale. Questa era la follia di quel tempo. La follia non è cambiata, anzi forse anche peggiorata. Quindi se vi interessa ascoltare qualche vecchio eco di cronaca dimenticato, perché tutti ricordano soltanto Donato Bilancia, il mostro di Cornigliano, ma non ricordano appunto questo che era invece il mostro il travoltino della Valpolcevera, il travoltino perché ballava molto bene in discoteca e amava la disco, le donne e la musica. Andiamo a fare un bel taglio, niente da dire. Bolzano parte benissimo, prodotto altoatesino, inossidabile, barba di giovedì, fatta pure male, con rasoi fake Gillette Double Lama, ovvero rasoi del tutto inutili. Poi sta cantando il tiro mancino, dipinsi l'anima con acqua tonica. È un tempo piccolo. Vabbè, dai. Povero Zampaglione, anche lui abbandonato dalla compagna, che confondo sempre, non è Ambra Angiolino, voi ricordate sicuramente di chi sto parlando, e tantomeno di Asia Argento, perché non è neanche lei, che era la donna di Federico Zampaglione. Andiamo a bagnare, secondo passaggio, andiamo in telequiz, una di quelle indemoniate della nuova musica italiana. Questo faceva il long drink e altri andava in giro a fare altro. Purtroppo nella vita si scoprono a posteriori delle sacche di miseria relazionale. Mentre andiamo avanti abbiamo il caro spaghetti. Ecco, a causa della crisi del grano ucraino, per cui non è stato concluso l'accordo di esportazione, gli spaghetti che già costavano un occhio della testa adesso vengono a costare per un chilo da 2,09 a 2,29, quindi sono aumentati di 20 centesimi, che è tantissimo, perché se ci pensate, insomma, credo che si parli di grani di qualità, perché poi nei discount trovate dei prodotti a basso prezzo che fanno schifo, vanno bene giusto per i vostri cani, ma un piatto di pasta buona ci farà costare oltre 2,30 euro, quasi 2,30 euro, quindi capite che c'è qualcosa che non va. Arrivano echi da persone che sono state in vacanza, alcuni record, zona Otranto, un piatto di spaghetti alle vongole 18 euro, in zona Ragusa, Ibla, un piatto primo di pasta costa 20 euro in Sicilia. Siamo pronti per il secondo passaggio. Contropelo, Bolzano, Gillette, Flair, farfalla, bene, niente da dire. Molto sicuro il passaggio. Chiedo a voi cosa state utilizzando. Questo è il lato pulito del rasoio, questo sono io, quindi andiamo a fare il contropelo. Come creme, evitando il sandalo, cosa usate per le vostre rasature estive? Emiliano Condina, del canale dei neofiti, Alassino, per esempio, spesso alla sera in canottiera si rade da casa,
Saluto Aldus Odi, ti chiedo com'è andato il meeting di Genova, forse era oggi, e non so, forse ho perso un po' gli orari. Mi auguro bene, e se non l'ho visto penso di potermelo riguardare se mi date la dritta per in streaming, come si fa su tutte le piattaforme che si rispettino. Abbiamo poi dei sondaggi dei partiti italiani, da Noto Sondaggi, se vi interessa abbiamo Fratelli d'Italia che ha il 28,5%, col PD a distanza a 20 punti e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte a 16, che qualcuno pensa a breve vorrà fare un accordo con Henschlein. Abbiamo la Lega e Forza Italia pari merito a 8. Andando a parlare diciamo anche della politica estera, abbiamo le elezioni in Spagna, importantissimo, è già partito il voto per posta e abbiamo alcuni dati che sono stati estratti da El Mundo, dove pare che il Partito Popolare di Feijóo, ex governatore della Catalogna, non è vero, mi correggerete, comunque l'idea del Partito Popolare al 34% e pare voglia fare con Vox, con la destra di Santiago Abascal, grande amico di Giorgia Meloni, un accordo, e avendo Vox 13 e il PP, Partito Popolare 34, pare che il governo voglia vincere. Danno i sondaggi a 55%, in realtà 40, 47, 55, ma è un po' tanto, però vogliono avere la maggioranza assoluta per governare. Molto male il PSOE, il Partito Socialista di Rajoy. Andiamo a fare poi il focus su il Foglio, che è una ricchissima dotazione oggi di articoli sul caso, sul mondo dei politici dei Paesi Baschi. Ricorderete gli indipendentisti che negli anni 70 hanno combinato di tutto e hanno insanguinato la Spagna di atti di terrorismo. Abbiamo poi Kissinger che a 100 anni è andato in Cina, quindi complimenti a Henry, che avevo staccato e rimesso qua sopra col telefono in mano, si è tornato a viaggiare per ragioni diplomatiche, spero di convincere Xi Jinping ad arrivare a un accordo e soprattutto a gestire geopoliticamente i due continenti, anzi i due grandi stati, Cina e USA, per potersi inchiappettare meglio la vecchia Europa di cui noi siamo chiaramente cittadini. Abbiamo poi purtroppo bombe su Odessa, distrutta la cattedrale ieri, Antonio Tajani affranto per questa cosa. Andiamo a fare il terzo passaggio intanto, perché dobbiamo prepararci e non lasciare spazio a infingimenti, a parentesi di tempo in cui si pensa di prendere del tempo inutile. E quindi che ci faccio qui? Ecco, questo l'ho detto, Ianna Coli, io ascolto Bracco di Graci, uomo non sa niente, ricorderete nel 92 è uscito di nuovo in musica e ha fatto una bellissima canzone, ha scritto una bellissima canzone che si intitola Per la gente, mi piace molto, mi piaceva già all'epoca, è stato fuori per molti anni dal panorama musicale, si è rimessa a cantare, un bel video che vi consiglio di andare a vedere. Terzo passaggio, di cortesia, piccolo Red Dot, ma proprio roba da poco, molto bene Le Bolzano, bene questi rosei vintage, bene, ogni tanto mi guardo verso il basso, mi scuserete, ma uno specchio installato dentro l'armadietto apribile del mio bagno, quindi dovremo dedicare qualche minuto alla lettura, quindi andiamo subito a buttarci senza perdere tempo. Ricordiamo però che Raul Gardini domani si è suicidato a Palazzo Belgioioso a Milano, inseguito dalle magistrati di Milano, e è atteso quella mattina di luglio del 1993 in procura per essere interrogato da Antonio Di Pietro, come si chiama, dal pool di Mani Pulite. Pochi giorni prima Gabriele Cagliari, presidente dell'ENI, si era tolto la vita nel carcere di San Vittore mettendo la testa in un sacchetto di plastica, e Raul Gardini lasciò un messaggio con una pistola anche un po' troppo lontana dal comodino nel palazzo nel centro di Milano dove viveva, con un biglietto per la famiglia con su scritto grazie. Questo è il ricordo di Raul Gardini. Ne parla Riformista, Matteo Renzi è sperticato, lo vedremo, direttore editoriale del Riformista, perché il direttore responsabile è Ruggeri, ex Forza Italia, che ha scritto una prima pagina che non ho capito, che non vi leggerò. Quindi Raul Gardini, grande uomo che Renzi non lesina, anzi che non risparmia come bandiera per le sue battaglie identitarie. Ricordiamo a Palazzo Dario, viveva a Venezia, quando era a Venezia, in un luogo bellissimo, sui canali, era un uomo molto ricco, la famiglia Ferruzzi l'aveva reso ricco e lui aveva un'idea importantissima per lo sviluppo della chimica. Fu famoso la frase che disse: la chimica sono io, gli industriali veneti. Aveva in mano il progetto del Mater B, la vera materia plastica ottenuta dal grano turco. Chiaramente, più che essersi suicidato, secondo me l'hanno fatto fuori, fu ritrovato dal maggiordomo, ma non voglio parlare di questo. Ricordo e vi consiglio il libro uscito l'anno scorso, Il tuffatore, perché si tuffava dal molo di Ravenna,
scritto da una bravissima Elena Stancanelli per la nave di Teseo. Compratelo se siete rimasti entusiasti o se siete interessati della storia di uno degli uomini più controversi, più interessanti del panorama imprenditoriale italiano. Molto bene, a parte un piccolo danno, come abbiamo detto, occhio le Bolzano, serrate sempre bene la base perché non si apre la cupola. Mi sono tagliato un po' ovunque, ma vabbè. I Coldplay, io dico che la mia rasatura è terminata con soddisfazione. Andiamo a sciacquare con acqua fresca e poi diamo stura ad alcune letture. Protagonista è sempre lui, l'asciugamano color tortora, ecco qua. Vedo dei cambi di luce nell'immagine, spero che siano favorevoli. Bene, allora, mentre tamponiamo, lasciamo asciugare, tanto l'aria è caldissima fuori, ci sono ancora oltre 30 gradi, prendiamo, come abbiamo detto, il riformista, eccolo qua, con sulla copertina l'eremo di Camaldoli ad Arezzo, dove Mattarella si è recato ieri col cardinale Zuppi, presidente della CEI, per ricordare quell'accordo che nel 1949 portò la Democrazia Cristiana al potere politico a avvicinarsi alla Chiesa, quindi insomma un accordo politico. E abbiamo Giorgia Meloni, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, questo è il rimpasto che a breve, vedete il cognato Lollo che guarda un po' perplesso, là un po' zittito Giorgia, e qua abbiamo Zuppi con Mattarella, ma insomma ve lo lascio perdere, perché quello di cui volevo parlarvi è un interessante articolo invece. Ecco il ricordo di Gardini, come vedete il Moro di Venezia, scusate, eccolo qua. E qua è Paul Caillard, ve lo ricordate, con la Coppa America vinta quando perse con America's Cube neozelandese, poi vinse alla fine della gara. Era una nave costruita in legno, con delle tecnologie di altissimo livello. Gardini era un appassionatissimo velista, che deve ringraziare il suo amico Vianello, perché era il suo amico marinaio, che affrontò nel 79 una furiosa tempesta rimanendo per ore legato al timone. Sì, è vero, questo Vianello l'avevano legato per evitare di lasciare la nave e di portare in salvo l'imbarcazione. Storia di uomini coraggiosi. E questo è stato scritto da Marco Fortis, amico di Renzi, che è stato pregato appunto in 5 puntate, questa è l'ultima, il giorno prima della morte, che sarà purtroppo domani, i suoi 30 anni di morte, del suicidio, a parlare di un uomo, come abbiamo detto, di grande rilievo umano. Poi invece io l'altro, la sociotropia, questa è una cosa a cui penso di essere un pochino affetto, ed è uno psichiatra, quindi va giusto bene per me, si chiama Emanuele Caroppo, del Dipartimento di Psichiatria e Salute Mentale di Roma 2, dove dice che l'altro, cioè gli altri, per noi è fondamentale. Potrebbe essere questo un aspetto della sociotropia, ossia la tendenza che porta alcune persone a concentrare tutte le loro energie per ricevere apprezzamento e approvazione dagli altri, ahimè. Essere troppo preoccupato di quello che gli altri potrebbero dire, accettare cose che non piacciono o che non si vogliono fare perché proposte da altri, scusarsi sempre quando si esprime ciò che si pensa, prendersi la colpa anche quando è di un altro, trascurare se stessi, preoccuparsi nei bisogni degli altri, non avere mai tempo libero perché si è sempre impegnati a fare cose per gli altri e avere difficoltà a dire di no agli altri. Vabbè, questo è un aspetto interessante del nostro essere di questo tempo. Poi come Daria siamo alla vincitrice, alla purtroppo penosa vicenda di questa madre che ha vinto Premio Strega postumo, morta dopo aver messo al mondo una figlia disabile. Dice che quando hai un figlio disabile, questo è Roberto Kociancic, ex deputato PD, che scrive questo pezzo, e quando hai un figlio disabile vedi al suo posto, cammini al suo posto, prendi l'ascensore perché lui non può fare le scale, guidi la macchina perché lui non può salire sull'autobus, diventi la sua bocca, ti sostituisci al suo cervello e a poco per gli altri finisci con l'essere un po' disabile anche tu, un disabile per procura. E dice Ada Adamo, che racconta il suo viaggio inoltre in questo libro, come Daria, che era chiaramente il nome della figlia, il suo viaggio tra le strutture sanitarie, quelle scolastiche, le reti sociali e quelle amicali, ascoltate bene, tutte fondamentalmente impreparate e inadeguate ad affrontare la situazione, sciogliere l'enigma che l'esistenza di Daria pone loro. E poi alla fine si dice e si parla di un pugno nello stomaco, parla Kociancic dicendo che la scrittrice morta
dice che desideravo la bellezza, l'ho detto, e tu, qua parla con la figlia, a dispetto degli occhi molto ravvicinati, delle sopracciglia unite, nonostante lo strabismo e la microcefalia, sei sempre stata una bella bambina. Desideravo la bellezza e l'ho avuta. Ho avuto te. Questo è il pianto tremendo di una madre con un'esperienza purtroppo infausta. Andiamo direttamente al Foglio, che di cose anche fauste ne contiene, ma soprattutto di cose un po' non tanto divertenti. La bella notizia è che la guerra rimossa, l'opinione pubblica si è disinteressata ormai del conflitto. Se avete fatto caso anche voi, non si parla più di guerra. Puff, sparite dal radar. Certo, a volte arriva qualche notizia, a volte arriva qualche storia di controffensiva e a volte arriva qualche sparata di Putin. Non si parla più di guerra in Italia, anche in Europa, perché in un anno e mezzo l'opinione pubblica, con piccoli e grandi sacrifici, ha capito perfettamente quello che gli utili idioti del putinismo negavano con forza, ovvero la difesa di una democrazia aggredita non è soltanto giusta, ma è perfettamente sostenibile con la difesa del nostro benessere. Grazie al sostegno dell'Europa, grazie alla linfa della globalizzazione, grazie all'aiuto degli Stati Uniti, via GNL, il gas naturale liquefatto ci sta aiutando a sostituire parte del gas russo che non acquistiamo più, grazie alle misure della BCE e in sintesi grazie a tutto ciò che il populismo ha sempre sognato di abbattere, cioè il mondo libero, compresa l'Italia, sta riuscendo nell'impresa non facile di rendere la difesa della democrazia compatibile con la difesa della nostra economia. E questo è Claudio Cerasa, con la firma del Ciliegione qua in fondo. Vi consiglio di comprare il Foglio. Giorgia le prese con il rimpasto, l'abbiamo visto a pagina 2 del Riformista, perché dice che la leader, qua a scriverne è non so chi sia, non c'è scritto, la telefonata con Marina, vabbè, ce ne frega di meno, si sente poco sostenuta dal suo partito, preda, specie alla Camera, piccole ripicche dai capi correnti. Poi ci sono ministri che quando parlano le fanno drizzare i capelli. Qua si va direttamente al fondo del Foglio, dove si dice che non è soddisfatta della gestione dei gruppi parlamentari e anche nel partito. Ieri, per esempio, per un'incomprensione, ieri che era venerdì, fra via della Scrofa e Palazzo Chigi è saltato il videomessaggio dell'iniziativa di Fratelli d'Italia a Palermo contro la mafia. Ricordate che c'è stata la sfilata per la morte di Borsellino. La Premier, con l'occasione del voto di giugno, ha in mente una scossa alla sua squadra di governo, con un rimpasto importante, addirittura un Meloni bis, se gli alleati, vedi la Lega, dovessero mettersi di traverso. Quindi aria brutta nel governo. Poi Simone Canettieri, ecco, se vi interessa la firma. È una tentazione che chi la conosce ha da sempre, non esclude nella lista dei ministri. Nel ministro del Mirino ci sono anche Gilberto Pichetto Fratin di Forza Italia e la leghista Alessandra Locatelli. La seconda carica dello Stato invece, che è la russa, ricordiamo le prese con le vicende di Apache e Leonardo, è stata silenziata. Fortuna per lui che la cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, sapete che si tiene nel Senato tutti gli anni, nel giorno della sfiducia a Sant'Anché, da protocollo non prevederà domande ma solo un intervento del padrone di casa. Quindi meno male che parlerà la russa poco e quindi eviterà di farsi brutte figure. Tanti i segnalibri che oggi troviamo all'interno, che vi consiglio, di debito in debito. Qua si parla, Stefano Cingolani, della sostenibilità del debito del mondo, che ha raggiunto 82 mila miliardi di dollari. L'anno di riferimento è il 22, quando i governi per contrastare crisi, tra cui la pandemia, mettendo in nudo vulnerabilità pesanti per i paesi in via di sviluppo, hanno dovuto fare ricorso a cospicue iniezioni di capitali. Il debito interno ed estero in tutto il mondo è aumentato di oltre 5 volte negli ultimi 2 decenni. E qua i dati sono molti, ma non voglio allungarmi troppo. Gli irrimediabili baschi, questa è l'immagine di Otegi, attualmente segretario della coalizione Euskadi Herria Bildu, il partito dei Paesi Baschi. Interessante l'approfondimento di Maria Pia Farinella, perché sulla campagna elettorale di Sanchez pesano gli accordi con Bildu, che è stato con lui al governo. Ma se l'ETA è morta, si dice Bildu è legale da più di 10 anni, perché ci si agita tanto per le elezioni 23? Il fatto che Bildu, appunto per il governo del socialista Pedro Sanchez, è stato molto più che una stampella di legislatura. Senza il voto degli indipendentisti baschi, Sanchez si sarebbe scordato l'approvazione di finanziarie e di leggi fondamentali per il suo governo, ma assai divisive per il paese. Per esempio la lei trans dello scorso febbraio, che riconosce il diritto di cambiare sesso all'anagrafe a partire dai 16 anni, talvolta anche dai 12. Quindi provocazioni a ogni livello nella campagna elettorale spagnola. Abbassiamo la radio, Easy Network.
per andare a vedere la pecora nera. Questo è il nipote di John Kennedy, JFK, che in politica si candida contro Joe Biden, posizioni Novax, una sorta di pecora nera dell'establishment americano, non si sa quanti anni abbia, si chiama Robert Fitzgerald Kennedy Jr., qua fotografato in un comizio nel New Hampshire. Kennedy ha lanciato la sua candidatura nell'aprile sfidando Joe Biden, presidente in carica, nelle primarie che altrimenti risulterebbero inutili dato che quasi tutto il partito e i supporter si sono schierati con il vecchio Joe per evitare di ritrovarsi Trump e un suo emulatore. Solo Kennedy e la meno nota Marianne Williamson, autrice dei libri Self-Help, hanno deciso di lanciarsi nell'arena Dem, ma se Williamson non ha alcuna possibilità di scalfire la solidità del presidente, Kennedy inizia a spaventare qualcuno anche solo per la visibilità mediatica che sta ottenendo. Quindi aria mossa, qua abbiamo un Einstein spettinato, fotografato con David Rothman, eccolo qua, vi faccio vedere alcune immagini di repertorio giusto per rinfrescare un po' le vostre calde giornate se non siete già in spiaggia a mangiare le lasagne che avete portato da casa perché è un po' prestino. E andiamo avanti, Matilde Serao, da donna dei libri, qua questo era il fascino delle donne guantate nel secolo scorso, anzi ben prima, e qua fotografata nel 27, quindi nata nel secolo scorso, ma in auge all'inizio del trentennio, insomma, quindi un po' cambiato anche nella fisionomica delle donne, ma questo bene o male, e andiamo a finire per correre, per andare verso il finale, la carta da favola. Questo è Giuseppe Arcimboldo, bibliotecario del 1562, eccolo qua, questo è un quadro molto famoso, e si parla dei piccoli fidanzatini tedeschi che nel 2000 e avrete letto 12 nel lago di Malcesine, nel lago di Garda, hanno lasciato dentro una bottiglia un biglietto dicendo speriamo di tornare qui, speriamo che la nostra vita, quella dei nostri amici sia serena. Insomma, questa bottiglia è stata ritrovata e chi se ne frega, la bottiglia degli sposini andava messa insieme ai chi se ne frega che abbiamo letto prima. Ma l'idea di Alberto Mattioli, quella di mettere insieme l'elogio per la partitura autografo di Donizetti, altro pezzo di carta ritrovato e che ha fatto la gioia dei musicofili, ritrovato da Edoardo Cavalli nella presunta biblioteca del Conservatorio di Palermo, quindi carta canta, messaggi in bottiglia, messaggi di musicisti. E si va avanti mettendo insieme questi due dati dicendo che oggi la carta purtroppo non gode di buona stampa, si parla chiaramente materiale scorrettissimo, refrattario a farsi sostituire dal digitale, perché c'è chi tiene duro come me a leggere i libri di carta, e quindi impegnati a salvare il pianeta dai nostri misfatti e imbevuti di correttezza politica come siamo, pare che stampare una mail sia un crimine paragonabile a mettere il vetro nel bidone della plastica. Non più tardi di qualche anno fa sono stato gradito, dice Mattioli, dalla mia vicina di Frecciarossa perché ho esibito al controllore la stampata del mio biglietto invece di ostentare il cellulare. Ma si rende conto, così danneggia l'ambiente, si vergogni, gli ha detto. Allegria, andiamo bene. Se avete un archivio cartaceo nascondetelo, remoti F24 tenuti lì perché con l'agenzia delle entrate non si sa mai, buttate via tutto. E quanti libri invece, ovvio, è sbagliatissimo leggere quelli ancora cartacei quando c'è l'ebook reader. L'uso della penna ormai remoto quanto lo ius prime noctis e di conseguenza non sappiamo più scrivere, non in senso stilistico, questo lo diamo per scontato perché basta aprire qualunque quotidiano italiano, ma proprio fisico, la mano che abbranca la penna, che si muove sul foglio, che fatica e che noia. Piace quindi la carta perché ci sia un senso di possesso, di concretezza tattile, fisico-carnale, che nessuna nuvola potrà replicare. Eccolo lì, il rogito del sudato appartamento a portata di mano, concesso e non dato, ben inteso, che lo si sappia ritrovare tra i faldoni e le polveri, quando nella fannosa ricerca della ricevuta dell'Atari del 2008 viene la perfida tentazione di farla finita con tutte queste cartacee. Motivi per cui si ritiene indispensabile non buttare gli archivi cartacei e sostituirli col digitale. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata lunga, calda, e andiamo a prendere da sopra la lavatrice che si trova alla mia destra il Mirsol, altro oggetto culto che proviene dalla Spagna, quindi tempo di lezioni, tempo di sbarbate. Questo lo metto in controluce per farvelo vedere bene, dilavato dall'alcol sul retro, tappo antico, peso ponderoso, confezione da 180 ml, quando non la finiremo più, grazie a Vincenzo per questo omaggio, tappo rastremato che non riesco manco ad aprire, o si è incollato, non si è aperto, eccolo qua, e andiamo ad aspergere il nostro viso perché lo ricordo per aver usato qualche tempo fa come un ottimo
aftershave, ve lo faccio vedere, ottima schiaffeggiatura, cauterizzazione e allontanamento delle sensazioni di pelle arsa non solo dal sole ma anche dall'ombra delle vostre case asciugate dal poco vento, quindi molto bene. Abbondiamo e ci predisponiamo a una ottima domenica, ottimo prodotto che credo piaccia, è stato anche recensito credo in tutte le sue versioni da Douglas Morton, l'elegantone del canale, rasatura e di cravatte, di scarpe, insomma. Quindi salutiamo i grandi protagonisti della rete, saluto tutti quelli che hanno grande fortuna in rete. Io continuo nel mio piccolo mondo antico a parlarvi di quello che piace a me e che spero che piaccia anche a voi, e colgo l'occasione per augurarvi una grande domenica da Andrea e da Domenica. Che barba! Ciao!